Ci troviamo sostanzialmente nel Veneto orientale, in quest'area in cui abbiamo il corso del nostro fiume sacro che va a in qualche maniera condizionare quelli che sono anche quelle che sono le matrici dove nascono questi vigneti, queste uve, e andremo attraverso un percorso storico così anche a capire come si è evoluto nel corso del tempo quest'uva così resistente che in realtà troviamo nelle terre del Piave da 3 millenni, perché quando si parla di quel Picina omnium nigerrima, no, di Plinio il Vecchio su Naturalis Historia, pare che ci riferiamo proprio al nostro Raboso Piave, e siamo addirittura prima dell'epoca romana. Abbiamo sostanzialmente Venezia come protagonista di un periodo storico splendente, perché abbiamo la Serenissima che nel 1300-1400 soprattutto diventerà il più grande mercato vitivinicolo d'Europa, quindi ecco che andiamo a riferirci ad un periodo storico in cui il vino veniva commercializzato, e veniva commercializzato con grande abbondanza. In Venezia da stato de mara, no? Si sposta a stato de terra, ecco che viene valorizzato un po' di più quello che è il prodotto all'interno del territorio, e quindi oltre ai vini foresti, no, questi vini navigati, andiamo a prendere in considerazione i nostri vini, cioè i vini, come dire, noi diremo nostrani, si diceva i vini de Venegia, no, i vini di Venezia, quelli che si facevano all'interno del territorio. E qui entra il nostro protagonista della giornata, che è il Raboso Piave, chiamato in quel momento, no, vin da viaio, cioè in dialetto nostro, no, vino da viaggio. Vino da viaggio perché grazie a alcune caratteristiche insite proprio nel DNA del prodotto stesso, ha una grande acidità e una grande nota tannica che permettevano in qualche modo a questo vino di superare anche i viaggi di mare, le intemperie, il caldo, le oscillazioni del mare, e come vi dicevo, quindi arrivare a destinazione con tutta la salubrità insita e quindi la bontà del vino stesso. Ecco che il Venezia, come questo grande mercato vitivinicolo, va a valorizzare le zone del Piave come prodotto tipico, singolare. Noi oggi, no, usiamo spesso quel termine di uva autoctona proprio perché la coltiviamo da sempre nell'area del Piave. Ci spostiamo un po' più avanti nel tempo, ecco che succede qualcosa di particolare invece alla fine dell'Ottocento, perché in un sistema agricolo e vitivinicolo caratterizzato così da, anche se vogliamo, degrado, approssimazione, eccetera, arriva un nuovo sistema di allevamento che andrà a trasformare un po' la produzione stessa. I fratelli Bellussi nel 1890 introdurranno nelle terre del Piave un sistema di allevamento molto particolare, no? Qualcuno va a definirlo addirittura monumentale. È alto 2 metri, 2 metri e mezzo da terra, quindi una sorta di raggiera, viene definito anche raggiera, bellussera o a Bellussi, quindi Malanotte del Piave. Il nome si rifà a questo borgo che si trova appunto a Artezie di Piave, Malanotte, però decisamente un nome anche singolare, quindi Malanotte era il nome sì del borgo, ma era anche il nome di una famiglia di proprietari di alcune tenute che si trovavano nella zona del borgo, e al contempo erano anche dei mercanti di quel vindaviaio, no, ci ricolleghiamo alla Serenissima, che solcava i mari. Con il Raboso Piave si parlerà anche di tannino, e quindi questo tannino che potrà essere un pochettino più graffiante all'inizio, ma che potrà essere decisamente magari più vellutato e più setoso se andiamo a coglierlo attraverso un'evoluzione, una maturazione, soprattutto magari a contatto con il legno. E parleremo dell'altro concetto importante, che è la longevità, quindi aspettiamoci sempre di fronte a un calice di Raboso o a una bottiglia di Raboso che ci possa essere un'evoluzione in positivo. Non abbiamo paura quindi di tenere una bottiglia
di Malanotte del Piave o di Raboso Piave in cantina. È un vino che con il tempo spesso migliora.